Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi volevo approfondire un argomento che mi sta molto a cuore, un argomento che parla appunto di cibo eterico, in un senso molto più lato rispetto a quello che possiamo immaginarci. Immagino infatti che appena io ho detto cibo eterico, il primo pensiero possa essere stato quello di nutrirsi noi sfruttando appunto l'eterico degli alimenti. Oppure insomma che vi avrei comunque detto in che misura e di cosa si tratta appunto quando si parla o si pensa al cibo eterico. In effetti in un certo senso è così, ma non del cibo di cui ci nutriamo noi, ma del cibo di cui si nutre un astro, in particolare la Luna. Ho già accennato qualcosa in qualche altro video, oggi però voglio approfondire questa cosa perché prendiate piena consapevolezza di alcuni funzionamenti, alcune dinamiche veramente molto importanti e molto forti e come porvi rimedio. Noi sappiamo già che la Luna è strettamente connessa col nostro inconscio, con il nostro mondo emotivo interiore e con tutto quello che muove emozioni e sentimenti. Sappiate che appunto emozioni e sentimenti producono pensieri e questi pensieri carichi di emozioni e sentimenti si riversano nell'astrale come materia psichica emotiva di cui poi l'astro lunare si nutre. Dunque è necessario appunto alla Luna un cibo di un certo tipo. Cerchiamo di capire il perché. La Luna è un satellite come a suo tempo lo fu la Terra. La Terra era quella che oggi è la Luna. Era un satellite a sua volta che a sua volta si è dovuta cibare è presumibile del pianeta precedente rispetto all'ordine astrale, no? Astronomico, diciamo così. E dunque, una volta che la Terra cresciuta, nutrendosi, anche svuotando il pianeta del quale era satellite, e poi cresciuta è diventata appunto quella che oggi noi chiamiamo Terra, un pianeta a sé, e a sua volta ha questa figlia che è la Luna e che è il suo satellite e la nutre. Dunque questa nutrizione che viene fatta appunto tramite la materia eterica, e la materia eterica è la somma delle nostre emozioni e dei nostri pensieri, della nostra carica emotiva. Cosa succede purtroppo, ed è una cosa molto più forte di quella che si possa pensare, è che la Luna segue appunto delle fasi, la Luna è fortissima e man mano che cresce, cresce anche la sua fame. Non è un caso infatti, guardatevi intorno, che il picco dell'emotività, ma anche della vulnerabilità umana, sia riconducibile alla luna piena. Più appunto si riempie e si colora il volto, la faccia della luna, più la sua fame aumenta. Cosa significa questo? Significa che condizionerà in modo molto determinante e deciso tutta una serie di avvenimenti, e per nutrire la luna non sempre è sufficiente rilasciare cariche psichiche ed emotive appunto legate ad emozioni e sentimenti. Allora, dal momento che è questo il nutrimento della luna, va compreso che ancora più importante sia la nostra capacità di autocontrollo e di contenere appunto le ondate e le cariche emotive. Fare questo lavoro
non solo è importante per una nostra crescita, per una nostra correzione, ma è importante anche per non diventare cibo lunare. Dunque imponiamoci un grande sforzo, imponiamoci un grande autocontrollo e restiamo centrati. Molte delle nostre emozioni si amplificano, molte delle nostre sensazioni diventano più terribili e più forti proprio a ridosso delle fasi crescenti e della fase piena della Luna. Non è un caso che in magia vengano utilizzate le fasi lunari proprio perché la Luna è un potentissimo alleato, ma così come è un alleato, così è un potente avversario. Dunque non sottovalutiamo il suo influsso, è giusto integrarlo nella nostra vita, ma è giusto trascenderlo. Trastullarsi con la Luna e sentirsi le idee della Luna è una cosa molto pericolosa che vi consiglio di tenere molto d'occhio. È molto importante, ma è molto importante conoscere anche i grandi rischi che provengono dall'esporsi così all'influsso lunare. È invece necessario imparare a dominarlo dentro di sé, imparare a dominare la montata di marea delle emozioni, della marea delle emozioni che appunto spesso ci pervade, ed è importante tenere d'occhio statisticamente certe cose che avvengono a ridosso della luna piena. Nascono e muoiono molte più persone a ridosso della luna piena, ma soprattutto grandi tragedie si consumano a ridosso della luna piena, perché spesso il cibo astrale, eterico che noi rilasciamo non è sufficiente alla luna, perché ha una grande fame di diventare una nuova terra. Dunque attenzione, non sottovalutate l'influsso lunare, non giocate a esporvi particolarmente a determinati raggi, a meno che non siate tutelati da certi accorgimenti. E quali sono questi accorgimenti? Mi chiederete giustamente. La croce cosmica, ragazzi, dovete proteggervi. La croce cosmica, il Sator, chiudere e lucchettare la porta eterica, come è stato spiegato. Già questi due accorgimenti vi terranno lontani dagli influssi più nefasti. È chiaro che poi sbalzi di umore o emotività potranno comunque verificarsi e per molti è motivo di crescita e di correzione poter osservare certe dinamiche e appunto invertirle, correggerle. E dunque non è tutto sbagliato, non è tutto male. Ricordiamoci anche che non è un caso appunto se in magia vengono utilizzate le fasi lunari proprio perché si incanalano certe forze che possono aiutarci appunto a manifestare dei risultati. Attenzione che se vi tutelate e vi proteggete è sempre un bene, abbiate quantomeno la protezione della croce cosmica. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e se pensavate che soltanto i leoni e i grossi felini potessero essere i nostri predatori, dovete guardare più lontano e più in là, perché siamo predati anche in modo astrale e non solo dai vampiri energetici. Vi ringrazio per avermi ascoltato, mettete in pratica la difesa con la croce cosmica, con l'ovetto di protezione, con il Sator, e sono tutte cose di cui ho già parlato in altri video, andateli a cercare e approfondite. Vi ringrazio e buon proseguimento, a presto dalla vostra Hildegard.